Buongiorno, bentrovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo mercoledì 11 marzo per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti come ogni giorno i collegamenti da tutto il territorio. Vi dico già che andremo a Padova per documentarvi dello sgombero di una palazzina, 12 le persone abusive al loro interno. Ci collegheremo con Chiara Gaiani e ancora a Vicenza una maxi operazione della polizia locale contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti, e poi ovviamente a Venezia per il caso che sta tenendo banco non solo a livello regionale ma in tutta Europa. Possiamo vederlo anche dal Gazzettino.it, Biennale 22 paesi europei no alla Russia, con l'Unione Europea che dice basta fondi, la tempesta perfetta. Quindi attorno alla Biennale di Venezia vi faremo sentire anche le parole del ministro Giuli. Ci collegheremo per questo con il nostro Filippo Fois. Torneremo anche sull'ondata di violenza che sta interessando Bassano, soprattutto la zona del centro studi, e poi un caso che sta in qualche modo inquietando, spaccando per certi versi la maggioranza di centrodestra, la Lega in particolare, che riguarda le Grave di Ciano, il progetto delle casse di espansione lungo il Piave. Per questo ci collegheremo anche con San Donà di Piave, con la nostra Marta Marangon, e cercheremo di capire che cosa sta accadendo da questo punto di vista. Allora, in attesa di collegarmi con Chiara Gaiani, andiamo alla cronaca e alla giornata difficile che si è vissuta ieri nella Marca trevigiana per l'ennesimo incidente stradale. A perdere la vita un giovane, un 25enne, Alessandro Ponzo, che è finito con la sua moto dentro un fossato. Il 25enne è morto sul colpo. Un botto, la corsa di alcuni dipendenti di una ditta verso il fosso nel disperato tentativo di aiutare il Centauro. Sulla strada un ammasso di lamiere. È la moto, un Ducati di Alessandro Ponzo, 25 anni, di Carbonera. Il giovane è morto sul colpo. La scena: che si sono trovati di fronte i soccorritori è straziante, il corpo coperto da un lenzuolo, nulla da fare. Per lui troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sul posto l'elicottero del SUAM 118 che atterra in un campo poco distante il luogo dell'incidente. La strada, via Brigata Emilia a Pero di Breda di Piave, viene chiusa in entrambe le direzioni. Sono attimi concitati. Alla polizia locale il compito di effettuare i rilievi per accertare la dinamica di questo incidente. Secondo i primi accertamenti il ragazzo ha perso il controllo della sua due ruote. Prima è finito contro il muro di cinta in cemento e poi nel fossato. Non è escluso che alla base della tragedia ci sia stato un malore del Centauro. Il 25enne stava facendo ritorno a casa. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Breda di Piave. Ci stringiamo attorno alla famiglia, dice. Un ragazzo che, mi viene da dire, aveva non solo un sogno, tutta la vita davanti. E vabbè, adesso non entro nel merito di quelle che possono essere state le cause, anche tutto fa pensare a una fuoriuscita autonoma. Una tragedia incredibile, insomma, potete vedere anche quello che è rimasto. Alessandro Ponzo, che avrebbe compiuto 26 anni a settembre, era andato da un amico, aveva la giornata libera, lavorava presso un'officina meccanica della zona. L'incidente a pochi chilometri da casa. Sul luogo si sono precipitati il fratello, il padre, lo zio. Lo strazio di un dolore immenso, la perdita di una persona amata, il futuro, i sogni, tutto si è fermato in quel drammatico momento. Sulla strada le lamiere contorte, la moto distrutta. Si tratta del nono incidente mortale in provincia di Treviso dall'inizio del 2026. Dobbiamo fare tutti tanta attenzione, soprattutto ricordarci che basta niente e ci rimettiamo noi e ci rimettono anche tutte le persone che ci vogliono bene. La notizia ha subito raggiunto Carbonera, l'intera comunità, ha detto la sindaca Federica Ortolan, si stringe alla famiglia in questo dolore grandissimo.
Così dunque sulle strade della Marca Trevigiana, fra poco vi porterò anche nella zona di Bassano e nel Padovano. Prima però mi dicono dalla regia che c'è la nostra Chiara Gaiani che si è collegata con Cristian Roque Alende da Padova. Vi dicevo in apertura di questa prima edizione un'occupazione abusiva, c'è un blitz della polizia di cui dobbiamo darvi conto. Buongiorno Chiara. Cristian, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Lo stabile abusivo che era stato occupato è quello che vedete alle mie spalle. Dove ci troviamo? Ci troviamo lungo Corso Australia, per la precisione in via Tassinari, giusto per farvi vedere. È una zona di Padova molto conosciuta. Cristian sta inquadrando la tangenziale che è sempre molto frequentata. Che cosa è accaduto? Il blitz nella notte di martedì, la polizia aveva ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini di un vai vai costante di persone, e infatti sono penetrati all'interno e usavano proprio, vedete, questo pertugio che si trova nella recinzione attorno a questi stabili di archeologia industriale che sono un po' anche una caratteristica di questa zona della città. 12 romeni che sono stati trovati all'interno, che penetravano attraverso proprio questa porta che ha il vetro rotto, la stessa che hanno usato anche gli agenti delle volanti durante il blitz. Le 12 persone si trovavano in realtà al piano superiore, sono state infatti perlustrate sia il piano terra che il piano superiore, dove avevano organizzato negli uffici, negli ex uffici di questo stabile, dei giacigli di fortuna, ma la polizia e gli agenti hanno trovato anche molti indumenti e anche del cibo avanzato, tutto in condizioni igieniche molto precarie. Le persone sono 12 cittadini romeni, 9 uomini, 3 donne di età compresa tra i 30 e i 58 anni, persone con diversi precedenti per reati che vanno dal furto alla ricettazione, tutti con documento regolare di identità ma senza fissa dimora. Sono stati accompagnati in questura per gli accertamenti e denunciati con l'accusa di occupazione abusiva, invasione di terreni ed edifici, scusate, per 7 di questi, tra i quali anche una donna. Il questore di Padova Marco Odorisio ha anche firmato un avviso orale. Lo stabile, come vedete, è stato affidato all'ente proprietario perché lo mette in sicurezza e perché ovviamente impedisca l'accesso di persone che non ne hanno l'autorizzazione. Un'operazione, questa della questura di Padova, che si inserisce all'interno di operazioni di controllo e di prevenzione, soprattutto in edifici abbandonati dove spesso trovano rifugio persone ai margini o persone che delinquono. Questo per ora è quanto. Se ci sono aggiornamenti ovviamente vi richiediamo la linea. Io ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Cristian Roque Alende da Padova. La linea può tornare allo studio. Grazie davvero Chiara Gaiani con Cristian Roque Alende da Corso Australia a Padova. Vi do un alert persona scomparsa, lo possiamo vedere anche da QDP News, questa ragazza che non dà notizie di sé da 2 giorni. In corso ci sono le ricerche, la stazione vittoriese dei Carabinieri ha segnalato la scomparsa di Daniela Pucar, 24enne residente in città. La ragazza, fanno sapere le autorità, è alta circa 1,75 m, ha corporatura robusta, capelli scuri con taglio a caschetto, occhi neri e carnagione chiara. Si è allontanata dalla propria abitazione nel pomeriggio dell'altro ieri, lunedì, facendo perdere le proprie tracce. Al momento dell'allontanamento indossava una felpa nera, pantaloni di lana fresca modello cargo di colore verde militare, scarpe Nike di colore scuro e zaino nero. Chiunque l'ha visti o possa comunque riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112, quindi si sta battendo in particolare la zona del Vittoriese.
E rimaniamo nel vittoriese con la vicenda, la conoscete, di Alice Tonioli, la ciclista Alice Tonioli, che durante una gara, questa promessa del ciclismo, aveva subito un grossissimo incidente, perdendo il controllo della bicicletta e finendo contro una spalletta in cemento posta al lato della carreggiata. Un terribile impatto per Alice Tonioli, che riportò gravissime lesioni. Si aprirà presumibilmente il prossimo dicembre il processo a carico del presidente dell'Associazione Cicloturistica Vittorio Veneto e direttore di gara del circuito dell'Assunta. I due dirigenti sportivi dovranno rispondere dell'accusa di lesioni gravissime. Il decreto di citazione diretta a giudizio arriva a seguito della chiusura delle indagini dello scorso maggio. Archiviata invece la posizione del vice direttore della corsa. L'accusa contesta la mancata predisposizione di barriere protettive. Sarà il Tribunale a stabilire se quella tragica caduta potesse essere evitata con l'adozione di specifiche misure di sicurezza. Lo shock in Pedemontana, dove un cervo è balzato in mezzo alla strada ed è stato travolto da un'auto. Ancora grave il conducente. Tanta paura lungo l'SPV nel tratto che porta a Thiene. Un cervo ha attraversato la superstrada e proprio mentre stava sopraggiungendo un'auto, un impatto tremendo. Il cervo è deceduto sul colpo, mentre il conducente dell'auto si trova ricoverato in gravissime condizioni al San Bortolo di Vicenza. Un vero shock in Pedemontana. Il 57enne di Pove del Grappa, al volante della sua Audi, ha riportato un serio politrauma, tenuto dai sanitari sotto stretta osservazione dopo che, procedendo lungo l'SPV al confine tra Marostiche e Colceresa, si è trovato davanti un esemplare di cervo maschio adulto balzato all'improvviso sulla carreggiata. Per la bestia, dicevamo, non c'è stato nulla da fare, mentre il conducente è stato portato al San Bortolo di Vicenza in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco e il SUEM 118 di Bassano. Pesanti disagi al traffico lungo l'arteria, con gli agenti della stradale che hanno regolato il flusso, prima bloccato, poi rallentato, sino a quando la strada non è stata rimessa in sicurezza. Quello che lascia basiti è come sia stato possibile che il cervo sia riuscito a entrare in Pedemontana. C'è da chiedersi se siano state adottate tutte le misure di protezione da chi gestisce l'infrastruttura, a cominciare dall'altezza delle barriere a lato corsie per evitare il verificarsi di simili situazioni. Solo una fatalità? La Procura ha aperto un fascicolo per ricostruire i fatti. Non si sono voltati dall'altra parte, si sono fermati a soccorrere un anziano finito sotto il trattore, aiutando la figlia a tirarlo fuori prima dell'arrivo dei soccorsi. È accaduto a Vigonza e c'è il racconto della figlia ai nostri microfoni. Mio papà è salvo per miracolo, non conosco quegli uomini, ma non smetterò mai di ringraziarli. Malgrado chiamassi aiuto, che nessuno mi sente perché purtroppo non è che abbiamo case molto vicine, ho dovuto chiamare aiuto dalla strada e prima è arrivato un signore, poi sono arrivate altre due macchine, altre due persone, altri due uomini e in tutti e quattro siamo riusciti a trascinare fuori il papà da sotto il trattore. Vedere il papà sotto al schiacciato, io ho pensato veramente al peggio e invece ringrazio questi tre uomini che si sono prodigati subito a venire di forza e in tutti e tre siamo riusciti veramente a trascinarlo fuori. È ancora sotto shock e dolorante perché il papà è ricoverato in ospedale, vivo per miracolo con una frattura del bacino, ma anche lei, la figlia Federica Anoni, è a letto, ferma, con 3 vertebre rotte per lo sforzo e per questo parla al telefono. È da qui, ripensando a quanto accaduto, che vuole ringraziare 3 persone, perfetti sconosciuti, diventati degli angeli ieri, poco prima di mezzogiorno. Il papà Igino, 89 anni, era su questo trattore Fiat arancione nella loro casa di Vigonza. Lei lo stava aiutando. Dovevano sradicare una vecchia siepe. 3 arbusti vengono tolti facilmente, il quarto resiste. Per questo l'anziano dà gas, ma il trattore scivola, si impenna e lo travolge. La figlia disperata inizia a cercare aiuto. I 3 uomini si fermano e insieme tirano fuori Igino poco prima dell'arrivo dei soccorsi. Capito che tutto andava bene, i 3 se ne sono andati. A loro vorrebbe dire grazie Federica Anoni. Io purtroppo non li conosco, non li ho mai visti, quindi sono persone sconosciute, ma
che io ringrazierò per tutta la vita. Io so soltanto che uno di questi si è avvicinato e ha detto a mio papà auguri signor Gino, e poi lui è andato via. Non ho proprio fatto in tempo forse a ringraziarli, non so neanche se sono riuscita a ringraziarli. Il Gino dovrebbe tornare a casa a giorni, la figlia lo definisce un miracolato e pensa ai 3 angeli che non smetterà mai di ringraziare per tutta la vita. È prevista a giugno la sentenza sull'incidente stradale che avvenne 3 anni fa a Chiesa Nuova, nel quale perse la vita una 82enne padovana che era finita sotto il camion dei rifiuti. Potrebbe arrivare l'11 giugno la sentenza del processo per la morte di Shulamit Ginosar, una 82enne padovana, vittima di un incidente stradale avvenuto 3 anni fa, il 1° giugno del 2023. Accusati di cooperazione in omicidio stradale, 2 addetti a bordo di un camion di proprietà di una cooperativa che si occupava di nettezza urbana, di 43 e 30 anni, entrambi di Mestre, uno autista, l'altro raccoglitore. L'incidente avvenne al mattino a Chiesa Nuova. Il mezzo stava facendo una retromarcia per avvicinarsi all'isola ecologica quando travolse la donna, che morì poco dopo l'arrivo in ospedale. Tra i rilievi mossi, la velocità del camion, giudicata da un perito troppo alta per una strada così stretta, ma anche il fatto che l'82enne, al contrario, non si sia accorta del mezzo, nonostante il suono che avvisava della retromarcia. La sentenza, come detto, potrebbe arrivare l'11 giugno. E caccia al bandito dei bancomat, siamo nella Marca trevigiana, aspetta che le vittime digitino il PIN allo sportello bancomat, poi si impadronisce dei soldi e fugge. Dalle scorse ore però c'è anche la vigilanza privata. Da preoccuparsi sì, e come? Quando lei preleva sta attenta. Io sto attenta, mi sento a casa qua e spero che non succeda mai. Ora i trevigiani hanno paura, 2 colpi riusciti, altrettanti sventati. La tecnica, l'apparenza è sempre la stessa. Il cliente inserisce la tessera allo sportello bancomat, digita il PIN e imposta la somma da prelevare. Improvvisamente uno sconosciuto interviene, a volte spintonando la vittima, e fugge con i soldi. È successo a Olmi alcuni giorni fa, vittima una 65enne allontanata con la forza. Negli ultimi giorni a essere preso di mira è lo sportello di Via Rota a Selvana, in un caso 2.000 euro di bottino. Sì, sto attento, sì, bisogna stare tanto attenti. Purtroppo capita che questo. Da paura? Lei sta attenta come si difende quando viene al banco? Io sì, cerco di stare anche attenta, perché io non so dietro chi c'è, quindi insomma più che stare vicina lì. Da lunedì mattina però la vigilanza privata presidia lo sportello e le cose sono cambiate. Si raggruppano in fondo nell'angolino del bar e poi naturalmente quando mi hanno visto che sono qua fisso fino alla chiusura della banca sono spariti tutti, da oggi. Sono soddisfatto perché da ieri ho visto che non c'è più, le facce strane sono sparite tutte. Un servizio che proseguirà anche nei prossimi giorni e che dà più sicurezza ai clienti. Questo mi gratifica anche a livello del mio lavoro, sì, cerco di stare attento il più possibile e spero che non succeda quando sono qua, perché sono sempre brutte cose poi, no? Perché se mi mettono qua devo anche difendere la persona. Sul fronte delle indagini si tratta di colpi in pieno giorno, conclusi con la fuga del malvivente, a cui carabinieri e squadra mobile della questura danno la caccia, anche con l'aiuto delle immagini delle telecamere. Hanno aggredito e picchiato il titolare di un locale a Montebelluna, in 5 a processo per rapina ed estorsione. Hanno mangiato e bevuto, poi si sono rifiutati di pagare il conto. A nulla sono servite le rimostranze del titolare dell'esercizio commerciale, un cittadino pakistano. Non contenti gli avventori, hanno fatto una telefonata e si sono fatti raggiungere da altri amici. Immediata l'aggressione, l'uomo è stato colpito con calci e pugni, picchiato anche il collaboratore del pakistano, un connazionale che ha tentato di difendere il suo titolare. In 5 sono finiti a processo per estorsione, rapina aggravata e lesioni personali in concorso. I fatti sono accaduti a Montebelluna nel maggio del 2021. Non solo la banda ha percorso le 2 vittime, ma ha rovistato nelle tasche del proprietario trovando 1.000 euro in contanti, somma che gli aggressori si sono portati via. Le 2 vittime hanno riportato diverse ferite.
Rimaniamo a Montebelluna per un flash, mi aiuto con Treviso Today, il portale di informazione diretto da Nicola Cendron. Spacciava hashish ed eroina nel centro di Montebelluna, pusher quarantenne arrestato, operazione antidroga dei carabinieri nella serata di martedì tra Piazza Vienne e via Galileo Galilei. L'uomo di origini nigeriane è stato arrestato, gli sono stati sequestrati i telefoni con tutti i numeri dei clienti dello straniero, quindi parliamo di spaccio anche di eroina. Ritorniamo nel Padovano, ritorniamo a parlare di reati contro il patrimonio. Dopo il furto subito nel fine settimana, ritrovato il furgone sottratto da una ditta di Limena. Il titolare aveva fatto un appello proprio ai nostri microfoni. È stato ritrovato a Borbiago, frazione di Mira, il furgone rubato nel fine settimana dai ladri che hanno svaligiato la ditta Cometex di Limena. Il titolare aveva fatto un appello ai nostri microfoni per ritrovare il mezzo necessario per il trasporto dei materiali e che era stato rubato dai ladri insieme a componenti di acciaio, trapani e altri attrezzi. Il mezzo era stato abbandonato nel Veneziano. Le indagini dei carabinieri proseguono ora per individuare la banda. Momenti di tensione nel pomeriggio dell'8 marzo in un supermercato di Marcon, nel Veneziano, dove un tentativo di furto si è trasformato in una rapina con aggressione. Due donne sorprese mentre cercavano di uscire dal punto vendita senza pagare alcune bottiglie di alcolici hanno reagito con violenza contro il vice direttore del supermercato che le aveva fermate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Marcon che hanno bloccato una 52enne e una 26enne italiana recuperando la refurtiva, bottiglie di alcolici per un valore di circa 90 euro. Le due donne sono state arrestate con l'accusa di rapina impropria in concorso. 3 malviventi con il volto coperto tentano un furto in casa alle 9 del mattino. Il proprietario se li trova davanti e urlando li fa scappare. La banda è stata intercettata dalla polizia. Siamo lungo la Noalese, alle porte di Treviso. Alle 9 di mattina hanno rotto la finestra e sono entrati e noi eravamo in casa. Così aveva agito il 2 marzo la banda di ladri intercettati dalla polizia in via Noalese, poco lontano dall'aeroporto. Ne era scaturito un inseguimento terminato a ridosso della tangenziale. I 3, a bordo di una BMW di colore nero, identificati e denunciati, avevano tentato un furto in via Podgora. Secondo quanto ricostruito, i ladri avrebbero prima scassinato il cancello d'ingresso e poi una finestra dell'abitazione per riuscire a introdursi all'interno della casa. Il proprietario, che in quel momento si trovava in bagno, ha sentito dei rumori sospetti provenire dalla cucina. Quando è uscito per controllare, si è trovato davanti 3 persone con il volto coperto da passamontagna. Erano incappucciati di scuro. Abbiamo iniziato a urlare, loro si sono anche spaventati, avevano già aperto il portone, quindi la via di fuga, il cancello. E poi sono scappati in auto? E sono scappati in auto. E avete visto l'auto, tanto che l'avete segnalata alla polizia? Esatto. Non si aspettavano che ci fosse qualcuno in casa e che reagisse. E ha reagito urlando? Urlando e rincorrendoli anche, quindi non si aspettavano che da un anziano, dagli anziani avessi... Ci fosse tanta energia. Esatto, quindi tutto lì. Fondamentale la descrizione dell'auto in fuga con i malviventi. A bordo dell'auto una donna rumena del 92 incensurata e 2 cittadini rumeni dell'84 e dell'85 già con precedenti per reati contro il patrimonio. Durante la perquisizione del veicolo gli agenti hanno trovato passamontagna, un coltello, un paio di manette d'acciaio e decine di arnesi da scasso, tutti sequestrati. All'interno dell'auto è stato inoltre rinvenuto anche un distintivo della polizia rumena nella disponibilità del conducente. I 3 sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. Nei confronti dei 2 uomini con precedenti, il questore di Treviso ha inoltre disposto la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Treviso per 4 anni. Come si vive? Si cerca di dimenticare e di andare avanti. Da Treviso a Mestre, quadrante di via Piave, dove Claudio Peris è stato derubato nella propria abitazione per la seconda volta. Questo il suo racconto.
Mentre ero a Padova ho ricevuto una telefonata dalla Questura di Venezia che mi invitava immediatamente a rientrare nel mio domicilio perché avevano fermato una persona mi pare rumena, che avevano in fragranza di reato trovato a rubare all'interno della mia abitazione. Nei pressi di Via Piave a Mestre. È la seconda volta in 2 anni che il signor Peris, noto anche per le sue denunce contro la criminalità nella zona, subisce un furto. Ma questa volta il ladro è stato preso dalla polizia giunta sul posto, chiamata da una vicina di casa. Quando sono arrivato ho trovato 3 volanti della polizia con 6 poliziotti e c'era anche una camionetta dell'esercito. Nel tentativo di sfuggire agli agenti, il ladro avrebbe anche tentato di nascondersi nel box doccia. Era in possesso di gioielli, orologi e preziosi rubati poco prima per un valore di circa 5.000 euro, riferisce Peris, e documenti intestati a un'altra persona, verosimilmente provento di furto. Per la bravura dei poliziotti sono riusciti immediatamente anche a recuperare la refurtiva che mi è stata subito restituita, lasciando però l'ambiente, immaginerete in che condizioni, con sporco, con tutto sottosopra. Il ladro è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, ma, fa sapere la questura, il procedimento penale non è concluso e la colpevolezza dell'uomo dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile. Peris però ha il sospetto che una persona di sua conoscenza possa essere complice del tentato furto, come confermerebbero anche le immagini registrate dalle telecamere della vicina di casa che aveva già visto quella donna insieme a lui. Adesso arriva Claudio, le faccio vedere il video e vi chiamo i carabinieri. Guarda che anche quello in casa. Sembra sia coinvolta anche una ragazza che io 4 anni fa, tossicodipendente, ho portato in comunità. La donna, che probabilmente faceva da palo, si sarebbe dileguata subito alla vista delle volanti. Quanto accaduto porta i residenti, Peris in primis, a chiedere nuovamente un presidio fisso delle forze dell'ordine. Queste bande si appostano qui ai giardini, si siedono sotto le nostre case, dietro le nostre macchine e ci sfidano anche, non hanno paura. Qui non si può più vivere nella condizione che non ci siano le forze dell'ordine presenti, anche se non è che non ci siano, passano, vengono, però un presidio più costante, come quando è stata istituita le strade sicure, che c'erano sempre, tutti i giorni c'era costantemente qui un presidio per 12 ore, adesso questo non c'è più. Interrompiamo la cronaca perché ci sono 2 questioni urgenti di cui dobbiamo parlare, che riguardano non solo la scena locale ma anche internazionale. Fra poco andremo a Venezia da Filippo Fois per la Biennale. Come sapete c'è in corso la tempesta perfetta, ma c'è maretta e non solo anche lungo l'asta del Piave. La questione è quella delle casse di espansione, ma ci aggiorna su tutto un fronte che sta diventando politico la nostra Marta Marangon, che si trova a San Donà di Piave. È uno scenario che in tanti conosciamo, il ponte tra San Donà e Musile. Marta Marangon con Tommaso Migot. Buongiorno Marta, che cosa sta accadendo lungo il Piave? Sì, buongiorno Cristian, a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, continua la polemica, una polemica annosa, quella che vede una contrapposizione tra i sindaci a monte del fiume e quelli a valle. La questione è sempre quella della realizzazione delle casse d'espansione sulle grave di Ciano. Ieri c'è stata una conferenza stampa in regione che ha visto protagonista la consigliera Sonia Brescacin della Lega, ma ora passata al gruppo misto, che invita sostanzialmente a rivedere il progetto, ad aprire un tavolo di concertazione. Io sono qui con il sindaco di San Donà di Piave, Alberto Teso. Prima di fare le considerazioni che vengono condivise dai sindaci a valle, vorrei che vedessimo il servizio e poi ne parliamo. A tra poco.
Credo che ora sia giunto il momento per fare una sintesi coinvolgendo anche il Comune di Crocetta del Montello, le università venete attraverso un tavolo di lavoro tecnico che possa contribuire al meglio alla progettazione delle opere legate alla sicurezza idraulica del fiume Piave nel rispetto delle persone, dei beni e dell'ambiente. È una battaglia ambientale, ma sullo sfondo forse ne cela una politica. Dal Montello a Venezia, anche visivamente, il quadro è significativo. La consigliera leghista è confluita non senza polemiche nel gruppo misto, fianco a fianco con la sindaca che più di tutte da anni porta avanti una battaglia fatta di ricorsi respinti contro la regione. Fino a ieri il Veneto di Luca Zaia, oggi quello di Alberto Stefani e della sua giunta, dove figura tra gli altri Paola Roma, l'ex sindaca di Ponte di Piave, che ha soffiato il posto a Palazzo Balbi proprio a Sonia Brescacin, la più votata nella Marca alle regionali dopo Zaia, un bottino che però non è bastato a entrare nella squadra di governo di Stefani. Lega contro Lega, verrebbe da dire, ce n'è abbastanza per un romanzo di dietrologia, ma andiamo con ordine. Sul piatto c'è l'annosa polemica del progetto delle casse di espansione sulle Gravi di Ciano a Crocetta del Montello, cruciali secondo la regione e il commissario straordinario ora a capo dell'operazione per proteggere il Basso Piave da inondazioni disastrose, ma secondo i contrari, dai sindaci rivieraschi agli ambientalisti, con un impatto ambientale devastante per il territorio. Ora, proprio loro, trovano un alleato inaspettato in Sonia Brescacin, che firma di suo pugno una mozione per chiedere alla Giunta di creare un tavolo tecnico straordinario che metta insieme Ministero, politica, esperti e sindaci e uniformare le due esigenze: la sicurezza idrogeologica con la tutela ambientale dell'area utilizzando le ultime ricerche scientifiche. Perché, sottolinea tra l'altro Brescacin, gli invasi già costruiti e in fase di realizzazione sul territorio veneto sono tutti situati in località di alta pianura, fuori dal tratto pedemontano dei corsi d'acqua, a eccezione proprio dell'invaso previsto a Ciano del Montello. Non bisogna quindi sorprendersi del fatto, continua, che la proposta di costruzione della cassa di espansione alle Gravi di Ciano sia diventato un caso particolarmente controverso. E rappresenta infatti una evidente anomalia nella programmazione di interventi di difesa idraulica previsti in Veneto, sia per dimensione che per collocazione geografica dell'opera. Inutile negare che il resto del mondo questi grossi interventi, il resto del mondo li sta togliendo per passare ad interventi più mitigati oppure a più interventi messi assieme, cioè sia la manutenzione, sia la cassa, sia la tutela dell'ambiente. Per gli oppositori del progetto è l'ultima possibilità di avere una voce in capitolo e il fatto che arrivi da Brescacin riporta la questione politica. Sarà un caso che tra i più strenui difensori del progetto ci sia sempre stata, come tutti i primi cittadini del Basso Piave, proprio Paola Roma, attuale assessore in una giunta nella quale Brescacin contava di esserci? Non sfugge a nessuno che il messaggio arrivi diretto da Alberto Stefani, mentre una replica velenosa giunge via social da chi si è sempre battuto per l'importanza del progetto, l'ex assessore all'ambiente Giampaolo Bottacin, che su Facebook è lapidario. Qualora ci fosse una piena del Piave con conseguente esondazione, attacca, mi auguro che coloro che a 60 anni dall'alluvione del 1966 ancora vogliono costruire un ulteriore tavolo tecnico per rivedere le decisioni prese, ritardando di fatto ogni intervento, siano chiamati a risponderne in tutte le sedi. Ecco, dunque avete sentito il messaggio dell'ex assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin, ed è chiaro che anche qui nei comuni a valle la preoccupazione comunque c'è qualora si dovessero verificare delle piene eccezionali del fiume Piave. Come state vivendo, sindaco, questa situazione che sembra insomma continuare e non vedere la fine? Non vorrei dire che è come il giorno della marmotta, ma qui riviviamo periodicamente la medesima situazione. Faccio presente che da Fossalta di Piave 90 fino alla foce siamo in 100.000 che viviamo aggrappati alle rive di questo fiume, che è meraviglioso ma anche molto pericoloso. L'abbiamo visto più volte riempire completamente gli argini. Dove siamo adesso, quando il Piave è pieno, c'è l'acqua arriva fin sotto il Ponte della Vittoria, è arrivata nel 2019, la paura è grande. La Regione ha investito già più di 10 milioni di euro per rafforzare gli argini sulla riva sinistra, al lato di San Donà, e adesso c'è un investimento
rafforzamento ancora maggiore, quasi di 15, per il rafforzamento dell'argine sul lato destro, lato musile. Questo metterà al riparo dalla rottura dell'argine, ma non dall'esondazione, cioè quando l'alveo si riempie completamente l'acqua può fuoriuscire. Su questo pacificamente i tecnici dal professor Dal Paus in avanti ci dicono che l'unica soluzione è la cassa di espansione a monte. Noi ci siamo incontrati a maggio scorso, abbiamo fatto un faccia a faccia qui a San Donà con la mia collega, la sindaca di Crocetta, Marianella Tormena, che conosco bene, insomma, che mi ha anche portato a visitare le Grave di Ciano. Io capisco benissimo la delicatezza della sensibilità ambientale, la rilevanza di quel sito meraviglioso, però qui parliamo di vite umane e di danni potenziali gravissimi. L'autorità di bacino, che è presieduta dalla dottoressa Colaizzi, che è anche commissario per le casse di laminazione, aveva valutato, in caso di un fatto come quello del 66, fino a 100 morti e 10 miliardi di euro di danni in caso di rottura o inondazione grave, come è successo appunto 60 anni fa. E noi adesso stiamo rivivendo il ricordo di quei 60 anni, ci stiamo preparando per il 4 novembre, saranno i 60 anni dalla grande alluvione. Ecco, peraltro state proprio preparando, in occasione dei 60 anni della grande alluvione, una serie di eventi per ricordare quello che accadde, perché qui fu veramente una sciagura. Sì, fu un dramma pazzesco, stiamo raccogliendo anche la memoria di chi allora lo ha vissuto, l'ha vissuto sulla sua pelle, abbiamo alcuni video anche girati allora, stiamo montando assieme al consorzio di bonifica, che è un po' il custode del territorio di tutta l'area del Basso Piave, la memoria di quegli anni. A me capitano in mano gli scritti del sindaco di allora, Franco Pilla, che fece addirittura un'ordinanza per consentire al bestiame, alle mucche, di entrare nelle chiese, opponendosi al divieto dei preti di allora per salvare il bestiame, che era la ricchezza del terreno. Questo per dare l'idea del dramma che venne vissuto allora, quando l'acqua cresceva e si temeva per anche l'integrità stessa del territorio. Sono passati 60 anni, questa terra è completamente cambiata, è piena di attività produttive, ripeto, San Donà ha 42.000 abitanti, però se contiamo gli altri comuni del Piave fino a Raclea e Jesolo siamo a 100.000, senza contare chiaramente il flusso turistico. Ecco, ricordo tra l'altro che essendo una zona a rischio idrogeologico, sia noi che tutti gli altri comuni abbiamo di fatto una edificabilità bloccata quasi completamente da molti anni, perché il piano di gestione del rischio idrogeologico, del rischio alluvioni, blocca l'edificabilità nelle zone considerate a rischio o pericolose per le nuove costruzioni. Non parlo di speculazioni edilizie, parlo anche di ampliamento di impianti produttivi, quindi parlo di lavoro, della possibilità delle persone di costruirsi una casa, di trovare una sistemazione, quindi c'è un aspetto che è sociale, che è di sicurezza, ma che è anche economico. Capisco le esigenze dell'ambiente, conosco bene le Grave di Ciano e il Montello, che amo profondamente, però qui parliamo di vite umane. Ecco, peraltro, insomma, una situazione simile si rischiò anche con Vaia non molti anni fa. Ricordiamo tutti, insomma, l'acqua che ormai era arrivata praticamente a livello sul ponte della Vittoria. Capite dunque, Christian, quello che è l'animo, insomma, con cui si sta vivendo in queste zone, la riapertura del dibattito su un progetto che qui viene considerato, insomma, irrinunciabile e da realizzare nel più rapido tempo possibile. Da San Donà è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Marta Marangon con Tommaso Migot da San Donà di Piave. Ritorniamo alla cronaca in attesa di collegarci con Venezia per l'altro fronte caldo, quello della Biennale. La cronaca che ci porta a Castelfranco Veneto per un tentato stupro su una tredicenne alla fermata del bus. 2 anni e 5 mesi è questa la pena applicata per il tentato stupro ad una tredicenne all'epoca dei fatti. Aggressione avvenuta vicino alla fermata del bus, un patteggiamento che il giudice non ha concesso. Pena troppo lieve. L'imputato ora tornerà davanti al GUP. Il grave episodio era avvenuto nel novembre 2024 in un comune dell'Interland trevigiano. Secondo l'accusa, il giovane di origine senegalese si era avvicinato alla vittima ed aveva tentato di spogliarla, mentre un complice minorenne
19enne connazionale teneva ferma l'amica della 13enne che era con lei. La prontezza di quest'ultima aveva scongiurato il peggio, si era divincolata dalla presa ed aveva colpito con un calcio il 19enne permettendo all'amica di fuggire. Il complice minorenne sta affrontando un diverso procedimento al Tribunale dei minori di Venezia. L'imputato ora potrebbe chiedere il rito abbreviato. La famiglia della giovane, che adesso ha 15 anni, si è costituita come parte civile assistita dall'avvocato Alessandra Nava. Non sono stupita, ha detto il legale, che non sia stato concesso il patteggiamento perché la pena che era stata proposta non rispecchiava la gravità del fatto. Peraltro devo anche dire che non è pervenuto né alla ragazza né ai familiari neanche un cenno di scuse da parte di questo ragazzo. E quindi adesso, a seguito di questa decisione, verrà ovviamente assegnato un nuovo giudice davanti al quale verosimilmente potrebbero fare una richiesta di rito abbreviato. La vittima, giovanissima, spaventata e sotto shock, non ha superato mai il terrore vissuto in quei momenti. Certamente la vicenda è stata abbastanza dolorosa sia per la mia assistita che per i familiari e di sicuro sono fatti che non si chiudono soltanto quando vi è una definizione processuale, ma si trascinano e hanno delle conseguenze che devono poi essere affrontate dalle famiglie con interventi di altra natura. Rimaniamo in tribunale a Treviso, dove un 26enne è stato rinviato a giudizio per stalking. L'accusa è molto pesante. Telefonate continue a tutte le ore. Volevo un chiarimento, non si rassegnava alla fine della storia, ma l'ex fidanzata, poco più che ventenne, aveva iniziato un'altra relazione e non ne voleva più sapere. Il giovane, 26 anni, ha così iniziato a chiamarla, a molestarla continuamente per riprendere il legame sentimentale. Più volte si è presentato sotto casa della ragazza. In un'occasione, quando lei le ha confermato la sua nuova frequentazione, il 26enne le ha strappato il telefono di mano allontanandosi in auto per poi restituirglielo qualche ora dopo. Non solo la seguiva fino a scuola, ma le faceva chiamate anche anonime. La ventenne, ormai esasperata e impaurita, ha presentato denuncia. I fatti sono avvenuti a Villorba tra febbraio 2023 ed agosto 2024. Il giovane, che dovrà rispondere di stalking, è stato rinviato a giudizio. Il 27 gennaio l'udienza preliminare. Adesso subito a Vicenza dalla nostra Luisa Bertini con Simone Squarcina per un blitz della polizia locale. Parliamo di abbandono selvaggio di rifiuti. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori, ringrazio i nostri ospiti per essere con noi, Davide Poianella, commissario della Polizia Locale, Sara Baldinato, assessore comunale all'ambiente, 420 kg di materiale frutto di uno sgombero abbandonato in strada Carpaneda, che è una strada storicamente interessata da questo tipo di attività. Un'operazione di indagine complessa che è partita grazie ad una segnalazione di un cittadino e poi è proseguita grazie anche ai Targa System. Sì, infatti la segnalazione è arrivata da un cittadino in transito, anche in orario serale, di conseguenza anche ringraziamo la persona e ci ha permesso subito di intervenire sia per consultare i transiti sul Targa System avendo una parte della targa del veicolo, e anche questa è stata una difficoltà, sia per identificare la provenienza del materiale che risultava essere il frutto di uno sgombero di una cantina di un vecchio studio professionale in centro città a Vicenza. E da questo siete risaliti, diciamo, alla ditta che ha effettuato lo sgombero. È scattata che cosa? La denuncia? Sì, da questi siamo risaliti appunto al mezzo che è stato utilizzato e alla ditta che lo aveva noleggiato, perché trattasi di veicolo a noleggio, e di conseguenza a carico della titolare della ditta, della legale rappresentante, è scattata la denuncia presso l'autorità giudiziaria.
Ecco, ma per quanto riguarda la lotta ai rifiuti, agli abbandoni, il Comune è particolarmente attento al punto che nelle isole ecologiche della città saranno potenziate con ulteriori telecamere. Sì, abbiamo previsto un investimento per acquistare altre 2 telecamere di videosorveglianza che saranno installate a breve. Oltre a questo, ricordiamoci, sono già altre 6 videotelecamere, poi c'è la polizia in borghese, ovviamente anche in divisa, e le autocivetta che sono sistemate per diversi giorni, tutte le settimane. Sono 2 telecamere mobili, quindi all'interno delle autocivetta. Un'azione che continuiamo a fare senza sosta, perché riteniamo che sia veramente brutto vedere dei rifiuti abbandonati nella nostra città. È un costo anche per la cittadinanza dover andare a raccoglierli e pulirli, e quindi un grazie anche ai cittadini che ci segnalano questi abbandoni, come in questo caso specifico, che ci hanno reso possibile avviare e identificare i responsabili. Ecco, al momento da Vicenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Luisa Bertini, grazie anche a Simone Squarcina e ai tuoi ospiti. Adesso andiamo a Vigonza per un'allerta, un allarme, bocconi killer, chiaramente destinatari i cani. È allarme bocconi killer nel Padovano, dopo il caso segnalato nei giorni scorsi nella frazione di Santa Croce Bigolina, Cittadella, dove erano stati trovati wurstel farciti di chiodi aghetti lanciati nei giardini delle abitazioni. Un episodio analogo ha toccato anche la frazione di Peraga di Vigonza. In via Mascagni, una residente ha raccontato di aver trovato nel proprio giardino bocconi di carne fritta con chiodi al suo interno, pezzi di carne trasformati in vere e proprie trappole metalliche, capaci di provocare lesioni gravissime agli animali domestici. Fortuna ha voluto che il cane di casa non li abbia mangiati, ma li abbia solamente portati all'interno dell'abitazione. La donna, preoccupata, ha annunciato che si recherà dai carabinieri per sporgere denuncia. Intanto l'appello corre tra chat di quartiere e social: massima attenzione per chi ha animali in giardino. Allora, qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo, c'è ancora parecchia cronaca, abbiamo dei collegamenti in ballo e sullo sfondo c'è la questione dell'Iran. Possiamo vedere l'aggiornamento dall'ANSA con Meloni che ha riferito al Senato e ha parlato di crisi complessa, non entreremo in guerra, tasse per chi specula sui carburanti. Con l'ospite che mi sta raggiungendo parleremo proprio di questo, di shock energetico, di caro bolletta e ovviamente di economia, perché gli scossoni sono già evidenti e c'è sempre in ballo la questione della Biennale, quindi fra poco ci collegheremo anche con Filippo Fois. Un minuto di pubblicità e ritorniamo. Di nuovo in diretta per raccontarvi di questo mercoledì 11 marzo a Nord-Est. Mi ha già raggiunto il mio ospite con il quale parleremo di caro bolletta, di energia, di quello che sta accadendo all'economia veneta in questi giorni che oserei definire folli. Avete visto poco fa la Premier Meloni ha riferito al Senato e ha parlato di una crisi molto complessa. Alessandro Nordio rappresenta la Confartigianato Imprese Veneto, rappresenta in particolare i vettori privati, il mondo dei taxi, ha una lunghissima esperienza, quindi ci aiuterà a decodificare questo momento e che ricadute ci saranno per la nostra economia. Però restiamo per il momento ancora sulla cronaca, perché purtroppo ce n'è davvero tanta e fanno discutere e preoccupano le minacce intimidatorie via messaggio al presidente di Ater Venezia Marco Mestriner, poi l'attacco alla sede da parte di una famiglia morosa, senso di impunità dilagante. Proseguiamo nel nostro lavoro le parole del presidente. Sono stato minacciato pesantemente sul mio numero di cellulare, intimandomi a non denunciare la polizia proprio da un presunto abusivo che vorrebbe fare il paladino evidentemente di queste persone. Stai attento a chi pesti i piedi, non sono nessuno ma posso diventare Dio in terra. Uomo avvisato, mezzo salvato e poi ancora se arriva uno sbirro tu sei finito. È il tenore di alcuni dei messaggi arrivati sul telefono del presidente Ater di Venezia, minacce che arrivano dopo il caso
del Rogo la palazzina del quartiere Circus di Chirignago ha piccato dopo una lite tra famiglie di abusivi. Un senso di impunità dilagante, dice Mestriner, che permette loro di esporsi in queste modalità. Appena il giorno dopo le minacce, l'attacco alla sede dell'Ater. Una famiglia è venuta qua proprio nel portone d'ingresso dell'Ater Venezia, senza appuntamento, una famiglia collegata sempre, seppur regolare, a queste famiglie abusive, ha preso a calci la porta e ha provato ad entrare. Sono dovute intervenire le forze dell'ordine. Si sono presentati in 4 davanti al portone. La violenza usata per imporre le loro condizioni, nonostante, come fa sapere Ater, la famiglia abbia un debito di 26.000 euro in affitti non pagati e ospiti 2 persone non aventi diritto. L'Ater Venezia, le istituzioni non vogliono essere sotto scacco da parte di queste persone, non ci facciamo intimidire. Tra l'altro abbiamo aperto questa prima edizione collegandoci con Corso Australia a Padova e raccontarvi dello sgombero di un edificio occupato abusivamente da diverse famiglie, da 12 persone, un tema che si pone ormai ciclicamente. Ma adesso siamo in grado di collegarci con Venezia, con il nostro Filippo Fois che si trova a Venezia per l'appunto con la nostra Francesca Pezzo. Il fronte è caldo, è caldissimo, riguarda la Biennale, c'è una protesta in corso, polemiche che vanno ben oltre Venezia e riguardano tutta l'Europa. Filippo, aggiornaci, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian. Tra l'altro noi prendiamo la linea dall'Arsenale di Venezia, che è una delle 2 sedi principali in cui si svolge la Biennale sia d'arte contemporanea che di architettura. In realtà ci troviamo qui per la firma di un accordo tra la Marina Militare e le 2 università di Venezia, cioè lo IUAV, che è l'Università di Architettura, e Ca' Foscari. Però possiamo già anticiparvi che si è parlato molto di questo argomento e tra poco vi diremo anche in che termini, cosa è successo. Al centro del dibattito polemico c'è la partecipazione della Federazione Russa alla prossima Biennale d'arte contemporanea. La Russia non partecipa ufficialmente alla Biennale di Venezia dal 2019. Dal 2022, quindi pochi mesi dopo l'invasione dell'Ucraina, è stato chiuso il padiglione di proprietà della Russia che si trova nei giardini della Biennale. In quell'occasione, tra l'altro, era stata organizzata un'iniziativa speciale a favore dell'Ucraina. Quel padiglione russo è rimasto chiuso fino ad oggi, è stato riaperto solamente nel 2024 per un'esposizione di artisti boliviani, quindi rappresentanti di un paese che comunque è in buoni rapporti con Mosca. La partecipazione della Russia alla prossima Biennale ha scatenato le reazioni molto decise di 22 paesi dell'Unione Europea, tra cui ci sono la Germania, la Francia, la Spagna, c'è naturalmente l'Ucraina, ne mancano pochissimi perché 22 mancano solamente, come potrete immaginare, l'Ungheria o la Slovacchia, i quali chiedono ufficialmente alla Biennale di non invitare la Federazione Russa per proprio quello che sta accadendo in Ucraina. Da parte del presidente della Fondazione della Biennale d'Arte, Pietrangelo Buttafuoco, è stato detto che però non è la Biennale che invita le nazioni, sono le nazioni che autonomamente comunicano alla Fondazione di voler partecipare qualora abbiano uno spazio, così come ce l'ha in questo momento da parecchi anni la Russia. È diciamo una presa di posizione che cozza con quella che era stata la precedente presa di posizione prima che ci fosse Buttafuoco alla guida della Biennale. Nel 2022 c'era stata una presa di posizione molto forte da parte della Biennale, che aveva detto che avrebbe rifiutato qualsiasi forma di collaborazione sia con la Russia che con tutte le nazioni che la sostengono nell'invasione dell'Ucraina. La presa di posizione poi da parte dei ministri dell'Unione, dei 22 ministri dei paesi europei, è anche rafforzata da una presa di posizione del Consiglio europeo, nella quale non si esclude che vengano tagliati dei fondi di finanziamento alla Biennale se verrà confermata la presenza della Russia. E qui arriviamo alla presentazione della Biennale, che si è svolta a Roma al Ministero della Cultura, quindi a casa del ministro Alessandro Giuli, il quale si trovava nello stesso stabile ma non si è presentato. Alla presentazione ha partecipato Pietrangelo Buttafuoco, l'assenza di Giuli, che comunque ha mandato un
videomessaggio che tra poco vedremo, diciamo che parla più o quanto di quello che ha detto, vale a dire una netta presa di distanza rispetto a quella che è la posizione della Biennale. Tra poco ve lo faremo sentire e poi la linea può tornare allo studio. Vi dico già che noi abbiamo ascoltato i due rettori, i due magnifici rettori delle due università veneziane, i quali sarebbero però più propensi all'apertura. Dicono attraverso la cultura forse si possono abbattere quelle divisioni che in questo momento rappresentano uno dei grossi problemi anche nel nostro continente. Ascoltiamo il ministro Alessandro Giuli, poi la linea può tornare allo studio. L'arte è, dal nostro punto di vista, una delle migliori espressioni dell'identità plurale di un popolo ed è libera quando è libero il governo che la mette in condizione di esprimersi. L'Italia appartiene al mondo libero ed è felice di valorizzare qualsiasi forma artistica, anche l'arte dissidente. Non si può dire lo stesso delle autocrazie che all'interno della Biennale di Venezia sono titolari di padiglioni come quello della Federazione Russa, che verrà aperto, contrariamente all'opinione del governo italiano che rappresento, per la libera, autonoma scelta della Biennale di Venezia, che siamo tenuti a rispettare. Ne prendo atto. Ciò non di meno metto agli atti il fatto che, per quanto mi riguarda come Ministro della Cultura, ritengo che l'arte di una autocrazia sia libera soltanto nella misura in cui sia un'arte dissidente rispetto a quella autocrazia. Quando è scelta dai vertici di uno Stato autocratico, non ha la libertà consentita alla pura espressione artistica, quell'espressione artistica che il popolo ucraino vede ogni giorno calpestata dalle bombe. Il dibattito è quindi aperto non solo del tutto evidentemente a Venezia. Ritorniamo alla cronaca, poi apriamo la pagina del caro Bolletta e non solo con il nostro ospite Alessandro Nordio. Dobbiamo assolutamente andare a Bassano, dove continua a tenere banco il tema delle aggressioni al centro studi. Le scuole bassanesi si stanno attivando per capire come muoversi in maniera congiunta per limitare questo fenomeno. Ci racconta tutto la nostra Vanessa Banzato con la collaborazione tecnica di Andrea Benetti. Siamo tornati al centro studi di Bassano, teatro di violente aggressioni che si sono verificate nei giorni scorsi tra giovanissimi. Ci troviamo al liceo scientifico Jacopo da Ponte come il dirigente Mario Tedesco. Perché? Perché è un appello corale che le scuole stanno lanciando proprio a tutto il territorio affinché questi fenomeni vengano, se non limitati, davvero ridotti. Sì, allora sostanzialmente noi non abbiamo avuto finora un coinvolgimento diretto sia come in qualsiasi forma di nostri alunni, ovviamente però insistiamo sull'area del centro studi e anche su un tratto abbastanza trafficato e credo che poi in linea generale nessun contesto scolastico, non solo a Bassano ma credo in Italia, possa dirsi completamente esente da rischi di episodi di questo tipo. Si concorda, ma è sempre stata comune la linea dei dirigenti scolastici nel segnalare episodi di criticità. C'è sempre stata una costante collaborazione con le forze dell'ordine, che ringraziamo insomma per quanto si stanno prodigando assieme alla polizia locale e al comune, in questo caso all'ente locale. Ovviamente però un fenomeno così grave negli esiti e che giustamente mette in allarme noi operatori e soprattutto le famiglie va valutato con una maggiore attenzione, ossia noi abbiamo delle esplosioni di aggressività degli esiti che possono avere appunto conseguenze di cui poi si deve occupare l'autorità giudiziaria e non solo. Però noi come scuola abbiamo principalmente il compito di educare, educando a pensare, stimolando la correttezza delle relazioni,
proponendo progettualità che riaffermino i valori della Costituzione. E innanzitutto la scuola comunque deve promuovere in primo luogo la scuola convivenza civile, perché è il fondamento di ogni comunità umana e di ogni società democratica. Quando poi i fatti sono più gravi e affondano in motivazioni più gravi, e allora è chiaro che lì sono altre realtà istituzionali tenute all'intervento. Tra l'altro proprio sulla questione è stata denunciata una 14enne che è stata proprio protagonista all'esterno da Ponte, proprio dove c'è la fermata dell'autobus qui in via Tommaso d'Aquino, di una violenta aggressione ai danni di una ragazza di 16 anni. Allora c'è un servizio al proposito. Percosse e diffamazione aggravata. Ne deve rispondere una 14enne denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Venezia dopo l'aggressione a una 16enne avvenuta lo scorso 25 febbraio al centro studi di Bassano. È stata proprio la vittima a rivolgersi ai carabinieri e raccontare quello che era successo quel pomeriggio all'uscita da scuola. Dell'episodio ci eravamo occupati anche nei nostri TG, una violenza inaudita, ricorderete, con la 14enne che ha preso a calci e pugni la vittima dopo averla gettata a terra alla fermata dei bus di via Tommaso d'Aquino, accusandola falsamente di aver divulgato tra gli studenti notizie offensive che la riguardavano. Tanto era bastato per organizzare una spedizione punitiva. Del fatto erano stati girati 2 video che vi avevamo mostrato anche noi, gli stessi diventati virali tra studenti e studentesse. Video finiti anche su una pagina social cui erano seguiti numerosi commenti, compreso uno molto pesante e diffamatorio scritto proprio dalla 14enne violenta. Nei suoi confronti, ricostruita la vicenda, i carabinieri di via Emiliani hanno fatto scattare la denuncia. Abbiamo sentito una ragazzina di appena 14 anni, le accuse sono di aggressione e di diffamazione, un'età che si abbassa sempre di più in questi giovanissimi. Purtroppo c'è la realtà biasimevole di questi social che incentivano nei modi più vari comportamenti non sempre corretti, però un conto è ascoltare qualche intervento un po' sopra le righe, un conto è poi caricarsi di questa aggressività, sentirsi in un clima di aggressività e poter dare vita a reazioni invece che poi determinano conseguenze anche gravi. Ecco. Certo. E se da una parte c'è la voce delle scuole, dall'altra c'è proprio quella dei ragazzi e delle ragazze che addirittura si rendono proprio disponibili ad aiutare i loro compagni, i loro coetanei se avessero bisogno di essere aiutati, di essere ascoltati soprattutto. Sentiamoli. È necessario che comunque ci sia, diciamo, un'alleanza e una sinergia nel territorio fra i servizi educativi, quelli della scuola, quindi quelli anche amministrativi del comune. Diciamo che i corsi per fare prevenzione su comportamenti come questi che stiamo vedendo, ecco, ci sono. Purtroppo però questi non sono continuativi perché mancano i fondi che sono necessari appunto per permettere una continuazione di questi interventi. Chiedono aiuto a tutta la comunità, i giovani che frequentano le scuole al centro studi di Bassano. Solo lavorando davvero insieme, dicono i rappresentanti di Remondini e Einaudi, si possono affrontare gli episodi di violenza degli ultimi giorni. Giovani aggrediti, giovani che aggrediscono, giovani che riprendono, una situazione che rischia di implodere. Il fatto che molti studenti registrino questa cosa, secondo me, non hanno la piena consapevolezza del fatto che potrebbero essere anche loro coinvolti in questa rissa facendo il video, e comunque c'è anche da ricordare che non è un circo alla fine, perché le persone poi rischiano di farsi veramente tanto male. Il fatto che il 99% dei ragazzi che fanno le risse in centro studi sono persone che hanno abbandonato gli studi da poco, questo ci fa capire che comunque non è colpa della scuola ma anche dei genitori, quindi coinvolgerei molto le famiglie in questo caso. Chiedono certezze e interventi concreti e duraturi nel tempo. Ci sono tanti interventi da tante istituzioni, polizia, comune, ma manca un intervento effettivo, un qualcosa che colpisca veramente la comunità. Sono tanti interventi che magari si fanno per far vedere che
C6 che magari funzionano nel corto periodo ma che dopo nel lungo periodo non influiscono e non fanno nessun effetto. E sono pronti a dare il loro aiuto a chi ne dovesse avere bisogno. Tra coetanei ci capiamo, dicono, tra coetanei possiamo uscire da momenti difficili. Abbiamo lanciato un appello anche ai nostri studenti stessi, scrivendo un messaggio a tutti quanti, che chi avesse eventuali problemi non riuscisse a parlarne con i professori, con il genitore, chiamarle le forze dell'ordine. Noi siamo in perimetro, cioè vi rappresentiamo, siamo presenti e vogliamo essere presenti, quindi ritengo che noi studenti possiamo farci forza, dobbiamo farci forza, perché se non sono gli adulti, chi se non i nostri coetanei? Questo dunque l'approfondimento su quello che sta accadendo al centro studi di Bassano della nostra Vanessa Banzato, ma adesso veniamo ai temi dell'attualità, ai temi che riguardano davvero tutti in questi giorni per certi versi folli. Vi do questa schermata in tempo reale dell'ANSA, cargo colpito nello stretto di Hormuz, la fregata italiana intanto è arrivata a Cipro, almeno 3 navi colpite nello stretto di Hormuz, che come sapete è strategico, cruciale per l'economia mondiale, con l'Iran che alza la posta in gioco, dice colpiremo le banche, i centri economici di USA e Israele. In Libano intanto si contano 588 morti e 753.000 sfollati. Insomma, la situazione si complica notevolmente e si complica anche per l'economia. Già ve l'ho presentato, Alessandro Nordio, che rappresenta la Confartigianato del Veneto. Nordio, come leggiamo quello che sta accadendo in Medio Oriente? Quali sono le preoccupazioni principali del mondo artigiano? Intanto grazie per l'invito all'emittente e a lei, Cristiano, con gratitudine per darci la possibilità di esprimere le voci dell'artigianato veneto. Io purtroppo ho i capelli bianchi e dal 1990 ad oggi le crisi che riguardano il Medio Oriente, quell'area particolarmente instabile del nostro Medio Oriente, è ciclica, nel senso che purtroppo le tensioni internazionali e le visioni geopolitiche degli Stati hanno di fatto comportato, ripeto, ciclicamente una instabilità che si è tradotta per le nostre imprese in una perdita di fatturato e maggiori costi che riguardano l'energia. Il tema vero è consapevoli di questo fatto che purtroppo è storico ed è dato da alcune situazioni che sono probabilmente al di fuori della nostra portata sia come imprese sia anche come Stato. Credo che noi cosa possiamo fare per ridurre i costi dell'energia? Noi come imprese artigiane abbiamo messo in campo molti investimenti per ridurre il consumo di energia, per migliorarlo, ottimizzarlo e lo continueremo a fare. Abbiamo però bisogno che il governo prenda in mano la situazione di petto e non lasci passare molto tempo, perché questa mattina la Slovenia è già intervenuta sulle accise carburante e le ha abbassate. La Slovenia, ricordiamo che dal punto di vista del cabotaggio, sia delle merci che delle persone, fa concorrenza alle nostre imprese. Il cabotaggio è un fatto che esiste, non possiamo negarlo, ma non possiamo avere in casa dei vettori di paesi che ci stanno attorno che riescono a essere più competitivi perché il loro governo è più veloce a prendere decisioni rispetto al nostro. E quindi noi abbiamo necessità che il governo, domani ha convocato il governo una riunione di tutti i soggetti economici interessati al caro energia, ma arriva a 2 settimane dall'inizio della crisi. Quindi il suo appello in questo momento è fate qualcosa, fate presto. Fate presto e prendete le decisioni che sono da prendere, che riguardano sostanzialmente le accise, ma non tergiversate ulteriormente, perché ripeto, le nostre imprese quotidianamente vanno in pompa, devono fare il pieno e subiscono aumenti del 20% che non si possono scaricare direttamente sull'utente finale. È impensabile questo e quindi le imprese stanno comprimendo i loro margini con grossi rischi dal punto di vista della sostenibilità delle imprese anche alla luce della legge sulle crisi di impresa. Ecco, perché questo è il tema. Se i margini si riducono non si investe, non si va avanti, si rischia una stagnazione benché vada.
Le nostre imprese dal 2020 al 2024 hanno investito in digitale mediamente, le piccole e medie imprese, nel 34% dei casi, e nel 24% dei casi hanno ottenuto un miglioramento nell'economia di scala e nella produttività. Noi vogliamo continuare a fare questo, ma per fare questo abbiamo bisogno di una stabilità per quanto riguarda i costi del gasolio, che ormai incidono oltre il 50% del costo della produzione del servizio, e questo è il dramma, capisci? È tantissimo. È una follia, e questo a partire poi dalla crisi ucraina si è aggravato ancora di più. Noi continuiamo, io vengo da una famiglia, adesso parlava lei della fregata che è arrivata a Cipro, della situazione del stretto di Hormuz. Io vengo da una famiglia che ha avuto un fratello che nell'87 è stato con la prima missione nel Golfo Persico per le stesse ragioni. 87-2026 sono passati 40 anni, quindi non è una novità per chi in questo momento sta parlando, però dobbiamo, da questo punto di vista, come paese dopo 40 non possiamo trovarci nelle stesse situazioni dal punto di vista delle nostre imprese che, ripeto, perdono fatturato. Noi tra l'altro siamo danneggiati anche dal fatto che la mobilità dei cittadini e delle persone, se viene messa in discussione, come è messa in discussione, guardiamo quello che sta succedendo nel traffico aereo, da questo abbiamo anche meno opportunità, noi che ci occupiamo di mobilità delle persone, di poter sostenere i fatturati e le aspettative, perché poi gli investimenti si fanno in ragione anche del fatto che in un certo periodo dell'anno arrivano tante persone, se poi queste non arrivano gli investimenti vanno in fumo. Allora, Meloni dice che la crisi è complessa, dicevamo, non entreremo in guerra, ribadisce, tasse per chi specula sui carburanti. Questo è l'annuncio di oggi, visto che la cito Nordio, lei dice ho i capelli bianchi, ne so qualcosa, non è la prima volta che viene fatta una proposta del genere. Funziona, funzionerebbe? E se fosse adottata una misura di questo tipo, come dovrebbe essere in qualche modo applicata, messa a terra? Io credo che nel mondo del digitale, dove tutti sanno tutto di tutti, capire perché praticamente a tambur battente, cioè al primo annuncio di crisi di intervento americano e israeliano in quella parte del mondo, automaticamente il prezzo alla pompa è esploso. Credo che sia una questione almeno di poca trasparenza, per non dire altro, quindi che si possa intervenire sugli extra profitti credo sia giusto, con una norma efficace che vada a colpire chi di fatto ha applicato un sovrapprezzo che non è giustificato dall'acquisto di quel prodotto fatto ampiamente prima dei fatti, perché noi in questo momento stiamo vendendo prodotti raffinati su un petrolio acquistato almeno 3 mesi fa. Nordio, ma facciamo nomi e cognomi, chi è che sta speculando in questo momento? Noi andiamo alle pompe di carburante e troviamo il prezzo variato, cioè chi ordina alle pompe di carburante quel prezzo oggi? La filiera è questa, cioè chi ha la possibilità materiale di variare il prezzo della pompa, che sicuramente non è il gestore, perché è la parte finale della filiera del carburante, e chi rifornisce la pompa, che a mio giudizio in questo momento, chi ha i depositi dei carburanti, dei prodotti raffinati, che sta in questo momento facendo una politica economica che sta danneggiando il paese, non sta danneggiando le imprese, perché sta danneggiando il paese, i cittadini che subiscono questi rincari, cioè non è che sta danneggiando un settore particolare, perché noi ripeto, subiamo il caro carburante sia come imprese ma che come cittadini quando andiamo a comprare i prodotti che vengono trasportati con quei prodotti. La sterilizzazione dell'IVA è tra le proposte del governo, può essere una misura efficiente. Lei prima faceva riferimento tra l'altro alla Slovenia. Di quanto ha abbassato la Slovenia il costo del carburante alla pompa? Basta appunto la sterilizzazione dell'IVA? Servirebbe fare di più? Perché le faccio questa domanda. Nei giorni scorsi avevo ospite Moreno Parin, che è rappresentante dei gestori di carburante per la provincia di Treviso, e diceva: qui serve un provvedimento simile a quello adottato nel post-crisi ucraina, quindi un intervento che incida almeno 30-40 centesimi alla pompa. Lei che dice?
E questo è il minimo che deve fare il governo oggi per riportare la situazione ante crisi e per dare tranquillità alle imprese per poter programmare i prossimi mesi, perché se non viene fatto questo, ripeto, i costi inevitabilmente si scaricheranno a valle sull'utente finale nel caso nostro e sul cliente per quanto riguarda il trasporto merci. È inevitabile questo, con il rischio di mettere a repentaglio posti di lavoro e investimenti, perché non è solo la questione di scaricare poi i costi, ma anche di non poter far circolare i veicoli, i nostri veicoli. IVA e accise, ripeto, noi siamo aziende energivore, siamo aziende ad alta intensità di lavoro, perché ancora oggi il veicolo si muove se c'è uno che lo conduce, non è ancora arrivata la guida autonoma, ma se siamo ad alta intensità di lavoro e aziende energivore, provvedimenti per altri settori come l'acciaio sono stati fatti per ridurre il costo dell'energia. Perché per questo settore non si pensa a un provvedimento analogo? Perché non si pensa ad abbattere, noi siamo imprese esenti IVA o con IVA agevolata. L'esenzione dell'IVA e l'IVA agevolata va a vantaggio dell'utente finale, ma si traduce per le imprese in un'altissima percentuale di IVA indetraibile. Allora questi fattori, alta intensità del lavoro, energivore e soggette a un regime IVA particolare che si traduce alla fine in un costo, possibile che il governo non possa tenerne conto, ma non solo il governo, il Parlamento dico io, ma anche la Regione Veneto dovrebbe essere chiamata a farsi carico nei limiti che ha, di farsi carico di questa questione, perché noi siamo obbligati a un servizio pubblico con delle regole, con delle tariffe regolate. Allora è pensabile che il pubblico che è regolatore di questo settore del trasporto persone con veicoli sotto i 9 posti, ma potrebbe andare bene anche per gli autobus quando sono impiegati per esempio come scuola bus piuttosto che con le gite scolastiche, abbia un'attenzione particolare. E ci metto di più, se questo settore accetta di entrare nelle piattaforme digitali, quindi di essere visibile e trasparente, credo che questo incentivo possa far dire al governo: ma questi si aprono al mondo del digitale e dell'innovazione, si fanno conoscere, sono misurati dal punto di vista della digitalizzazione. Se accettano questo tipo di trasparenza, di fatto deve essere incentivata con gli interventi opportuni lato energia, e quindi portare il Paese e queste imprese anche a un passo leggermente più avanti di quelle che sono state fino adesso. Allora Nordio, resti con me, andiamo un minuto in pubblicità e poi ritorniamo sempre qui in diretta fra poco. Di nuovo in diretta con Alessandro Nordio, rappresentante della Confartigianato del Veneto. Stiamo commentando le notizie che arrivano dal fronte medio orientale e non solo. Vi mostro la schermata anche del Corriere.it che è speculare rispetto a quella dell'ANSA. Meloni in Senato, l'Italia non vuole entrare nella guerra in Iran, pronti ad aumentare le tasse a chi specula sui carburanti. Dice Nordio, ne abbiamo parlato poco fa, ogni misura può essere utile ma si deve fare presto, altrimenti si vanifica tutto, la situazione è emergenziale. Tra l'altro lo possiamo vedere anche da questo lancio: Dubai droni su obiettivi USA, Madrid ritira l'ambasciatore da Israele, lo stretto di Hormuz, lo strategico stretto di Hormuz, colpite 3 navi cargo, Mojtaba ferito. Mojtaba Khamenei è il figlio di Khamenei, della guida suprema uccisa nei giorni scorsi, è il designato alla presidenza dell'Iran. Di fatto viene confermato il suo ferimento ma non la sua morte. Insomma, siamo di fronte al caos che ha inevitabili ricadute locali, perché di questo stiamo parlando. Fare presto, dice Nordio, e forse anche superare la logica stretta, sempre più stretta, della perenne emergenza, perché noi siamo sempre in emergenza. Beh, la proposta del gasolio professionale è un elemento, per questo settore che io rappresento, è un elemento strutturale che andrebbe nella direzione che lei ha appena detto, nel senso di prendere una decisione che sia strutturale e che
porti questo settore a traguardare poi quello che comunque l'innovazione tecnologica dovrà affrontare, perché guida autonoma, intelligenza artificiale, tecnologia, le smart road incideranno molto su questo settore. Avere la possibilità di liberare alcune risorse economiche con una riduzione del prezzo del carburante e portare la riduzione del costo delle imposte sul carburante, portarlo in investimenti tecnologici, consentirebbe a un settore che nella mobilità cittadina e nelle aree a bassa domanda dei TPL è fondamentale. Questo ci aiuterebbe molto. Ripeto, però è una scelta di carattere politico, cioè si vuole puntare sulla mobilità delle persone fatta sul veicolo privato o sul veicolo pubblico. Se è fatta sul veicolo pubblico noi siamo parte di quel sistema e quindi la riduzione del costo del carburante consentirebbe maggiori investimenti e quindi entrare di fatto e di diritto nel sistema del trasporto pubblico locale. Diciamo, ma qua va fatta una scelta di campo. Questa è una scelta politica che deve fare nel caso Veneto la Regione. Non dipende dal governo e quindi investire sul trasporto pubblico di massa e quindi per togliere via traffico privato dalle strade e nell'ambito del trasporto pubblico di massa poi avere una filiera capillare che vada a congiungere i posti di lavoro piuttosto che le residenze dei cittadini, nel quale una parte la fa il TPL e una parte il trasporto pubblico locale di linea e una parte la possiamo fare noi attraverso l'innovazione tecnologica, quindi attraverso il Mobility as a Service, che è il MAS regionale dove noi siamo dentro e vogliamo che il cittadino possa scegliere come arrivare dal punto A al punto B attraverso una rete capillare di servizi dove c'è anche il trasporto pubblico non di linea e le imprese a cui io cerco di dar parola. Quindi basterebbe saperlo da che parte si va. Ma è questo il dramma di questo paese, cioè questo paese dove vuole andare, cosa vuole fare, perché se vogliamo salvare il quotidiano, quello cui siamo abituati, io ho un'esperienza di rappresentanza che va oltre i 40 anni, ma se noi pensiamo di salvare quello che è stato, non ne andremo fuori, perché il mondo va, nel caso nostro, verso i veicoli a guida autonoma o verso dei prodotti sottopagati a scarsa sicurezza, scarsa qualità e scarsa professionalità. Noi dobbiamo combattere questo, dobbiamo vincere questo, ma per farlo abbiamo bisogno di imprese, di imprenditori e di una politica che capisca questo e in qualche modo sostenga le imprese. A tutti i livelli. Stato, nel nostro caso Regione, perché è stato ribadito anche recentemente che la Regione ha competenza esclusiva nel trasporto pubblico non di linea, quindi auspichiamo, come già abbiamo chiesto all'assessore, che da questo punto di vista ci sia un'iniziativa forte. L'assessore l'assessore regionale dei trasporti ha recepito questa istanza e credo che i suoi uffici, che sono fatti da persone brave e competenti, stiano da questo punto di vista cominciando a mettere i primi. Quindi di fatto, Nordio, mi pare di capire, qui le variabili sono tantissime, sono variabili geopolitiche internazionali, le stiamo vedendo, ci sono delle variabili chiaramente nazionali / europee, ma ci sono anche le variabili locali, regionali. Lei sta citando molto spesso la regione del Veneto nell'ambito della sua programmazione. Nel nostro settore la programmazione della regione, quindi sapere dove vogliamo andare, è sostanziale. Noi possiamo mettere in piedi dei sistemi tecnologici che riducano i percorsi a vuoto, per esempio dei veicoli, e lo potranno anche traslare nel merci. Recentemente io ho avuto una commissione, perché seguo anche i natanti e che fanno parte di questo sistema e quindi sono presi nel loro insieme anche loro dalla crisi, perché non è solo questione di ruota, ma questione anche qualche volta di barche. Cioè, nel merci a Venezia c'è un'alta percentuale di traffico che viaggia a vuoto le barche, quindi creano moto ondoso, creano inquinamento. Creare un sistema tecnologico con delle piattaforme innovative che consentano di ridurre i percorsi a vuoto o che consentano di aumentare le persone a bordo e quindi condividere il viaggio, e questo si può fare a livello regionale. Da questo punto di vista è un risparmio di energia, è minore inquinamento, è
un minor costo per l'utente, perché condividere il viaggio vuol dire costare meno e vuol dire portare via traffico, congestione nelle nostre città e renderle in qualche modo più vivibili o comunque meno soggette anche a quelle chiusure che derivano dalle emissioni di PMI, con quei limiti che qualche volta ci tocca adottare, perché la pianura padana da questo punto di vista ha molte criticità. E intanto vediamo scorrere dalle immagini che stiamo mettendo in onda, vediamo scorrere, schizzare verso l'alto i prezzi del carburante. Queste sono le immagini di questi giorni, stiamo documentando quello che accade, quindi siamo ben oltre 2 euro per il gasolio, quindi la priorità ora è disinnescare questa escalation. Allora, l'unica cosa che può disinnescare l'escalation del costo è intervenire sulla parte fiscale del costo del carburante, e questo spetta al governo nei limiti dati dalla contingenza e dai rapporti con la Comunità Europea e la questione della concorrenza, perché se noi facciamo un abbassamento del costo del carburante troppo forte, probabilmente si innescano anche questioni di concorrenza. Però noi abbiamo bisogno di un intervento che non è il costo industriale del prodotto, perché il costo industriale del prodotto è certo ed è strutturato da lungo tempo. La parte variabile che si può comprimere è solo la parte fiscale. E su questa non abbiamo altra che aspettativa che sia il governo a darci delle risposte che, ripeto, non possono tardare oltre questa settimana. Questo è il dramma, cioè domani è giovedì, ma se il governo non interviene con un provvedimento venerdì e ci riporta la settimana prossima, le nostre imprese stanno andando veramente in default o comunque a creare gravi problemi. Perché, ripetiamo, questa mattina in Slovenia la Slovenia, diciamo così, libera probabilmente dai condizionamenti che derivano dalla Comunità Europea, ha preso la sua decisione e ha abbassato il prezzo delle accise, che era già più basso del nostro, perché noi abbiamo imprese slovene che arrivano in Italia e fanno concorrenza anche nel trasporto passeggeri, non perché sono più brave, non perché danno servizi migliori, ma perché hanno un costo del servizio inferiore dovuto alle particolari condizioni che ha quel paese. Riusciamo noi a combattere questo? Vogliamo fare questo? Cioè, noi abbiamo un'Italia che sul fronte alpino ha Slovenia, Austria, Svizzera e Francia, che hanno un costo del carburante che è inferiore al nostro, e queste imprese per ovvie ragioni riescono a far concorrenza alle nostre, e ci metto in mezzo anche l'Emilia Romagna che è a 2 passi e riescono a far, e noi questa cosa qua non riusciamo a farla, quindi anche da questo punto di vista veniamo in qualche modo, non dico invasi perché non si tratta di invasione, ma veniamo raffrontati con delle imprese che hanno delle condizioni di struttura del bilancio ed economiche che sono diverse dalle nostre, più vantaggiose. Nordio, grazie davvero, siamo addirittura d'arrivo, grazie per questa fotografia molto precisa. Alessandro Nordio, Confartigianato Imprese Veneto. Allora, noi chiudiamo la nostra prima edizione, ritorniamo in diretta con i nostri telegiornali alle 18:25, subito dopo di noi c'è l'approfondimento, alle 16:15 il film Rams, storia di 2 fratelli e 8 pecore, e vi ricordo tra l'altro che questa sera in prima serata torna anche Lucio Zanato con il suo talk show dedicato all'agricoltura, al settore primario. Grazie davvero per l'attenzione. Grazie a Tony Esposito e Alessandro Granzera dalla regia, buon proseguimento su Antenna 3.